teatro della sfida che chiude la regular season del Città di Messina. Campione del girone C del campionato di allievi regionali sarà il Nicola Bonanno. Un saluto amanti di calcio giovanile. Claudio Costanzo ai microfoni della Wii Sport SD vi racconterà della gara andata in scena tra lo Sporting Club Messina e il Città di Messina. Padroni di casa penultimi in classifica a quota 16 punti. Città di Messina che invece conduce a quota 49 con 64 reti all'attivo e solo 10 subite. All'andata il match terminò per 4-0 in favore del Città di Messina, che quest'oggi, complice anche l'impegno infrasettimanale che l'ha visti vincere sui rivali del Camaro per 7-1, effettuerà un ampio turnover. Abbiamo visto indossare la fascia di capitano e il numero 10 a Piero Cangemi, che con 4 reti fin qui tra i migliori marcatori della squadra. Intanto al 33esimo minuto di gioco subito l'occasione che sblocca il risultato. Questo destro di Giordano è splendido e si va a infilare sotto il 7 della porta difesa da Picciolo. Intelligente anche lo schema preparato da mister Cosimini, ma è perfetta la realizzazione del numero 4, classe 2001, metronomo della formazione giallorossa, che qui ancora una volta stoppa il pallone, guarda la volta, calcia da lontano, questa volta è in perfetto Picciolo e regala il gol del 2-0 e la doppietta personale proprio a Giordano. Così sale a quota 6 marcature in campionato, non male per un centrocampista che gioca davanti alla difesa. Abbiamo visto che facilità di calcio abbia questo giovane classe 2001 Città di Messina, che ci prova ancora in avanti con Cangemi. È impreciso il suo destro ed è facile preda di Picciolo. Era un'occasione sul binario mancino anche Andò, il quale però farà buona guardia il portierino dello Sporting Club Messina. Termina così la prima frazione di gioco, ospiti avanti per 2-0, doppietta di Giordano prima del rientro in campo delle due squadre. Andiamo a vedere se riuscirà ancora una volta a rendere più rotondo il risultato la formazione di mister Cosimini, e qui opera un cambio, fa l'esordio tra la formazione allievi Forestieri, che tra i pali prende il posto di Argento. Lo Sporting Club allora prova a farsi vedere in avanti con questa occasione sui piedi di Ieni, ma è perfetta la chiusura di Forestieri. Reclamano anche un calcio di rigore i padroni di casa, non decretato dal direttore di gara. Secondo cambio vede Mannino far spazio a D'Amico e a seguire Capodivento a Lazzaro. Città di Messina potrà così amministrare il risultato e chiudere con l'ennesima vittoria questa regular season. Sarebbe la 16ª. Entra in campo anche Anthony Arena per Presti, il capocannoniere della squadra, con 17 gol all'attivo fin qui. Sarà sicuramente voglioso di regalarci altre perle alle nostre telecamere. Qui sfrutta direttamente un rinvio lungo di Forestieri, si invola a tu per tu con Picciolo, va col mancino, ha provato il lobo morbido ma è terminato alto il tentativo del brasiliano, e qui ancora un'occasione, ubriaca il diretto avversario, va col mancino, fa tremare la traversa della porta dello Sporting Club Messina. Doppia occasione in pochi minuti per il neoentrato Anthony Arena, che qui ancora una volta prova a sfruttare l'assist di D'Amico, ma calcia addosso a Picciolo. Ancora Arena che prova a gestire il pallone, a metterlo dentro per D'Amico. Debole il suo tentativo, facile preda dell'estremo difensore dello Sporting Club, che qui prova a chiudere quantomeno in avanti con questo mancino che stava quasi per sorprendere Forestieri. Dall'altro lato è D'Amico che ci prova col destro a giro, ma ancora una volta è debole il suo tentativo. Chiuderà in avanti la formazione dello Sporting Club Messina. Prima del triplice fischio del direttore di gara si chiude con l'ennesima vittoria la stagione di questi fantastici ragazzi. E allora da Claudio Costanzo vi diamo appuntamento ai playoff. Un saluto e alla prossima.